Giovedì 4 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco leggeremo insieme i quotidiani regionali prima e poi quelli nazionali, ma intanto le notizie del giorno. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta sulla sanità, sugli scandali che riguardano la sanità in Sicilia. Salvatore Cuffaro da ieri ai domiciliari, è stata accolta la richiesta della Procura di Palermo che lo accusa di corruzione, turbativa d'asta, associazione a delinquere. Ma sentiamo il servizio. Per Totò Cuffaro sono scattati gli arresti domiciliari. È indagato insieme ad altre 17 persone per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Stessa misura per Antonio Iacono e per l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti. È un nuovo capitolo giudiziario che scuote la sanità siciliana e il mondo politico dell'isola. Al centro dell'indagine, secondo la Procura di Palermo, un vero e proprio comitato d'affari che avrebbe pilotato appalti, nomine ai vertici della sanità e concorsi pubblici. Sotto la lente la maxi gara ausiliarato dell'ASP di Siracusa e il concorso per operatori sociosanitari all'ospedale Villa Sofia Cervello. Sempre secondo l'accusa, attorno a Cuffaro ruotava una rete di intermediari e dirigenti pubblici che avrebbe favorito aziende amiche ottenendo in cambio vantaggi e promesse di subappalti. I legali di Cuffaro parlano di accuse in larga parte cadute, sottolineando che il GIP ha escluso l'associazione per delinquere e ha derubricato una delle contestazioni a traffico di influenze illecite. Residua, dicono, un addebito di corruzione che impugneremo. Per l'ex braccio destro di Cuffaro, Vito Raso, il GIP invece ha deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è la misura cautelare interdittiva del divieto, per un anno, di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi di persone giuridiche. Il GIP ha rigettato la richiesta d'arresto avanzata dalla Procura per il deputato e coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, coinvolto nell'inchiesta. Per lui nessun provvedimento cautelare. Respinte anche le misure nei confronti di altri 11 indagati, tra cui Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars. E allora, cominciamo subito a leggere i giornali stamattina. Marco, su tutti i quotidiani c'è questo arresto domiciliare per Totò Cuffaro e non solo. E non solo, perché poi ci sono anche i riflessi, Angelo, su quella che è la vita politica siciliana legata appunto a questa notizia, che è l'apertura su praticamente tutti i quotidiani regionali, ma diventa un tema importante anche su quelli nazionali. Ad esempio, qui siamo su Repubblica, il tomo nazionale ovviamente di Repubblica, con il titolo che è questo: corruzione, arrestato Cuffaro a capo di un sistema di potere. Torna ai domiciliari, ricordiamolo, l'ex governatore della Sicilia che aveva già scontato 5 anni per mafia, nessun provvedimento invece, come ricordavamo del servizio di Eva Spampinato, per Romano. Poi ci sono anche le intercettazioni con le manovre di Totò per scegliere i manager. Ne parlo con Schifani. Tutto a posto, lunedì fanno la delibera e arriva il contratto. Va bene, puoi dormire sonni tranquilli. Questo è un po' anche i temi che si leggono sulle intercettazioni. Passiamo invece ai quotidiani regionali per farvi vedere il titolo della Sicilia, che è pressappoco simile a quello che abbiamo visto nel titolo del Nazionale di Repubblica. Cuffaro ai domiciliari, un sistema di condizionamento, misure per altri 5, non per Romano, nelle carte nuovo filone su sanità e formazione per quanto riguarda l'inchiesta, mentre sul Repubblica Palermo vanno su quello che era il sistema, ecco, se vogliamo definirlo così, Cuffaro. Così Cuffaro decideva gare e nomine, arresti domiciliari per l'ex governatore, 2 dirigenti, nessuna misura per Romano, un sistema, dice il GIP, di potere che ha condizionato in modo illecito sanità e anche l'agricoltura, con l'immagine, la foto in primo piano proprio di Totò Cuffaro. Sull'inchiesta parla anche la Gazzetta del Sud, che si concentra
su chi ha evitato l'arresto, compreso appunto il deputato Romano. In 14 evitano l'arresto, Cuffaro e altri 2 indagati no. Il GIP ha disposto i domiciliari per l'ex governatore, l'ex manager di Villa Sofia Colletti e il direttore del Trauma Center dello stesso ospedale palermitano Iacona. Vi dicevo poi che il tema che diventa anche dominante in questo caso è quello dei riflessi sulla politica siciliana che troviamo dopo questa notizia, e ne abbiamo appunto menzione sulla Sicilia di oggi, l'ombra degli scandali sui risultati di Schifani e il rischio logoramento. Questo è lo scenario che è disegnato nel pezzo di Accursio Sabella proprio sulla Sicilia. L'arresto di Cuffaro allunga la lista dei guai giudiziari, il governatore intanto punta sui numeri del risanamento e vola da Tajani, per cui tante notizie nella stessa notizia, quella più importante che abbiamo già dato. Grazie Marco. Ora ci occupiamo dell'inchiesta che riguarda i trasporti marittimi in Sicilia. Sono stati sequestrati 184 milioni alla Liberty Lines. Il GIP di Trapani ha firmato anche 7 misure cautelari in quella che è un'inchiesta che va avanti ormai da diverso tempo. Vediamo, sentiamo. Nuovo capitolo dell'inchiesta che scuote il sistema dei collegamenti marittimi siciliani. Su richiesta della Procura di Trapani, il GIP ha disposto misure cautelari nei confronti di 7 membri apicali della Liberty Lines, la compagnia trapanese che gestisce i collegamenti veloci con le isole minori. La misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e l'interdittiva del divieto temporaneo di esercitare diritti di impresa è stata applicata a Alessandro Forino, Gennaro Cotella, Anna Alba, Gianluca Morace, Marco Dalla Vecchia, Nunzio Formica, Giancarlo Licari. Confermato il sequestro preventivo delle azioni sociali e dell'intero compendio aziendale della società, valore 184 milioni di euro. Per gli inquirenti l'indagine ha accertato l'esistenza di un sistema fraudolento per ottenere contributi pubblici non rispettando i contratti di servizio e la convenzione ministeriale. Accertate omissioni sulle avarie dei mezzi, sull'applicazione dei protocolli di sicurezza e sulla comunicazione delle criticità tecniche delle unità navali. Una dinamica, dicono gli inquirenti, che avrebbe consentito alla compagnia di continuare a ricevere le erogazioni previste con possibili ricadute anche sulla sicurezza dei passeggeri. L'operatività aziendale non si ferma, la società verrà gestita da un collegio di 3 amministratori giudiziari. L'inchiesta coinvolge 48 indagati, tra cui la società di navigazione siciliana. Allora Marco, anche l'inchiesta su quello che succede, diciamo, nei trasporti marittimi in Sicilia e su tutte le prime pagine. Su tutte le prime pagine. Ci sono giorni in cui magari è difficile trovare un'apertura, no? E invece oggi ce ne sono diverse. Ieri e oggi chiaramente le aperture sono tante. Una di queste è legata appunto a quello che è successo per la Liberty Lines. Qui siamo su Gazzetta del Sud, il titolo è Liberty Lines nella bufera, è un richiamo in prima che vi facciamo vedere: il sequestro da circa 184 milioni ai dirigenti della compagnia di navigazione, divieto di dimora a Milazzo e Trapani. Ovviamente la notizia è ripresa nelle pagine interne dei vari quotidiani. Qui restiamo sempre su Gazzetta del Sud con questo titolo sulle 7 misure cautelari, l'ordinanza del GIP che riguarda persone al vertice della compagnia di navigazione, per loro stop temporaneo a ruoli direttivi e divieto appunto di dimora nelle 2 zone, nei 2 porti più importanti, quello di Milazzo e di Trapani, convalidato il sequestro preventivo di quote, flotte, complesso aziendale e liquidità per circa 184 milioni. Poi c'è la situazione legata alla compagnia, perché chiaramente la compagnia che deve andare avanti e qual è la situazione legata anche ai passeggeri, si trova anche su Repubblica Palermo. Inchiesta Liberty Lines, questo è il titolo, 7 manager nei guai, ma poi c'è questo titolo che abbiamo ritrovato anche nei giorni scorsi, passeggeri in pericolo. Il GIP ha imposto il divieto di dimora e il sequestro di 184 milioni, ma poi c'è questa notizia che riguarda il proseguo dell'attività. Scafi malandati e sicurezza disattesa anche col mare in burrasca. Ora ci occupiamo del ponte sullo stretto, quindi diciamo che i temi stamattina sono davvero tantissimi, perché ieri c'è stato un question time piuttosto animato alla Camera, il ministro dei trasporti Salvini ha risposto alle interrogazioni, sono stati duri attacchi dalle opposizioni, ma vediamo, facciamo la sintesi in questo servizio.
Parto da una premessa: il ponte sullo stretto si farà. Matteo Salvini è categorico nel question time alla Camera, replicando le parole del deputato Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha sottolineato come il vice premier abbia fatto una pessima figura di fronte al paese dopo che la Corte dei Conti non ha dato il visto di legittimità. State utilizzando 13,5 miliardi di euro degli italiani senza alcuna prudenza. Per questo, ha detto Bonelli, abbiamo segnalato tutto alla Corte dei Conti europea. La replica del ministro per le infrastrutture. Parto da una premessa: il ponte sullo stretto si farà. Milioni di italiani lo vogliono, lo aspettano, lo meritano. Oltretutto, la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina non è un capriccio del ministro Salvini o del governo, è una priorità per la stessa Unione Europea. Salvini sottolinea come la scelta di non procedere con una nuova gara non sia di convenienza, ma di buonsenso, dice. L'intero governo è al lavoro sui primi rilievi trasmessi dalla Corte dei Conti. Parliamo di rilievi di diversa natura. Sono in corso gli approfondimenti tecnici, non politici, per comprendere come integrare al meglio il corposo apparato documentale già disponibile. Riguardo alla penale in caso di blocco dei lavori, il vice premier ha precisato che sarebbe del 4%, che è la metà del valore dell'8% previsto dal codice degli appalti, spiegando che gli atti aggiuntivi ai contratti con il contraente generale e gli altri affidatari riprenderanno solo dopo la registrazione della Corte dei Conti. La realizzazione del ponte è il più forte volano per gli altri interventi in corso in Sicilia e in Calabria, ha chiuso Salvini, replicando alle accuse presentate in un'altra interrogazione dal Movimento 5 Stelle. Il tema del ponte da sempre, da oltre mezzo secolo praticamente, divide. Quasi prima della nostra nascita, Angelo, se ne parlava e se ne parla tuttora. Sappiamo che abbiamo notizie su praticamente tutti i giorni legate al ponte, ma ovviamente lo scontro diventa politico e questo lo sappiamo, e su Gazzetta del Sud il titolo che ritroviamo è questo: siamo sempre in prima pagina, guardate proprio di fronte, vicino al titolo su Liberty Lines nella bufera c'è la questione del ponte, con il PD che richiama quello che avevamo già letto nei giorni precedenti: restituire i soldi alle regioni, cioè i soldi che devono essere impiegati per il ponte, che ha avuto il no da parte della Corte dei Conti. Facciamo un po' di ripasso di quello che è successo prima. Il ponte al Consiglio dell'Unione Europea dei Trasporti, altro duro scontro tra Salvini e Bonelli. I senatori Irto e Nicita scrivono ai due governatori. A Montecitorio botta e risposta al question time con il servizio che abbiamo sentito di Orazio Longo. Il question time di cui fa riferimento anche Repubblica nelle sue pagine interne e che vediamo, è che era riferito non solo al sistema ponte, che era semplicemente una parte di questo question time, ma poi ci torneremo nella parte nazionale. Guardate qui, le risposte di Salvini erano legate a tanti fattori, soprattutto quello sulla guerra in Ucraina e sulla possibilità di arrivare chissà quando alla pace, ma ne parleremo dopo, Angelo. Adesso voltiamo decisamente pagina, perché a Catania è stato presentato il programma dei festeggiamenti Agatini 2026, una edizione in cui ricorre il 9° centenario della traslazione delle reliquie e riserva alcune novità che sono dedicate in particolar modo ai ragazzi. L'arcivescovo Renna ha puntato il dito sulle candelore riverenti, le terrei ferme, ha detto 2 anni. Vediamo questo servizio. La festa di Sant'Agata compie 900 anni e Catania si prepara a celebrare la sua santa patrona con l'evento più atteso dell'anno dalla città, immerso tra fede, folklore, passione e devozione. Novità delle celebrazioni 2026: dal 9 all'11 febbraio ostensione straordinaria del busto reliquiario dedicata ai ragazzi, che potranno inoltre visitare il sacello, la celebre Cammaredda. Già a gennaio i primi appuntamenti, e quest'anno il solenne pontificale di giorno 5 verrà concelebrato con il cardinale Mario Grech, vescovo emerito di Gozo. Monsignor Renna, che ha già commissariato circoli e associazioni, assicura: sul Fercolo vige un rigido protocollo e punta il dito sul fronte delle candelore. Quando ci sono delle persone che ad un certo punto si macchiano di alcuni clamorosi errori, come quello di passare per alcune strade, fermarsi davanti ad alcune case o ad alcuni bar, allora la candelora deve stare ferma, e su questo ci siamo proposti con il Presidente del Comitato di essere più severi. Per me si dovrebbe fermare addirittura per 2 anni. Tra
Tra le iniziative collaterali, il concerto del 2 febbraio al Teatro Bellini, dove si esibirà la banda dei Carabinieri con 70 orchestrali e il cui ricavato servirà per ricostruire la biblioteca dopo l'incendio doloso alla scuola Pestalozzi. La festa per noi significa creare sempre quell'atmosfera di coesione, infondere buone prassi per far comprendere che tutti siamo parte di quella città che dobbiamo sostenere e dobbiamo aiutare. Come sempre Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web seguiranno in diretta tutti i momenti più significativi della festa. E allora anche il giornale, immagino, ha dedicato spazio alla presentazione della festa di Sant'Agata. Un'attesa che riguarda i catanesi, che riguarda anche noi da vicino, come abbiamo sentito nel servizio di Simona Mazzone. Il titolo, siamo sulle pagine di Catania, della Sicilia, Sant'Agata 2026, c'è il programma, ma pure i solleciti dell'Arcivescovo, perché è importante ricordare anche questo, l'abbiamo anche sentito nel servizio. Svelati ieri tutti gli appuntamenti in vista della festa di febbraio, con questa presentazione a circa meno di 2 mesi all'evento, perché ricordiamo che Sant'Agata incomincia molto prima del giorno, il 5 di febbraio. Siamo poi nelle pagine interne. Sant'Agata 2026, una festa con tanti appuntamenti e un monito per chi sbaglia. Questo è un tema che ritorna e che è tornato già nei giorni scorsi. Renna che dice: guai a far passare le candelore davanti a certe case o bar. Io fermerei per 2 anni i portatori che si fanno strumentalizzare. Angelo. E adesso restiamo a Catania, Marco, perché c'è stata una protesta alla Civita, sono contrari alla pedonalizzazione dei residenti e commerciali e chiedono lo stop dei lavori. È stata avviata anche una petizione. La Civita non può essere ignorata. Noi cittadini vogliamo avere voce in capitolo. I lavori per la pedonalizzazione di via Porta di Ferro tolgono il sonno a residenti, commercianti e titolari di strutture ricettive. Dove parcheggiamo? Come passeranno i disabili? Come si impedirà all'acqua di entrare dentro le case al piano terra? Quesiti posti nero su bianco a supporto di un'istantanea raccolta firme. In pochissimi giorni ho raccolto più di 100 adesioni, l'abbiamo protocollato e consegnato al Comune e attendiamo risposta dal Sindaco e dall'amministrazione. Non le mandano a dire Graziano Bonaccorsi, vicepresidente e commissione urbanistica, e Giuseppe Buio, consigliere del primo municipio. La situazione è tragicomica perché l'amministrazione interviene senza consultare non solo le commissioni di merito come la commissione urbanistica, ma neanche i cittadini. Quello che è mancato è stato proprio il confronto per capire e poter chiedere le soluzioni ideali e giuste per questa zona, che nel frattempo ci sia un confronto per trovare una soluzione, ma per dare una risposta alla Civita e ai catanesi tutti. Sono esasperati, chiedono lo stop dei lavori e soprattutto di essere ascoltati. Non si è capito ancora che la Civita non è solo dei turisti, ma è dei cittadini e di quelli che abitano qui da tanti anni. La chiusura della via Porta di Ferro come via Grezzella e via Vecchio Bastione è assolutamente sciagurata. Porterà solamente disagi ai residenti, disagi alle attività commerciali, non risolverà niente. Il quartiere non ha bisogno di una strada pedonale per fare passeggiare i turisti. Sono molte problematiche per i posteggi, quindi bisogna fare un tavolo di confronto per trovare una soluzione. La pedonalizzazione costerà 4 milioni di euro, durata dei lavori almeno 1 anno. Torniamo a leggere i quotidiani, Marco, quelli regionali ancora. Andiamo sulle prime pagine, quelle che non abbiamo ancora letto, o almeno che abbiamo letto solo in parte, magari andando a trattare altre notizie, come ad esempio la Sicilia di Catania, che apre, come abbiamo visto, con la notizia su Cuffaro, che è di spalla a quella dedicata alla Liberty Lines, ma che va anche su altre notizie, ad esempio questa. A Enna, abusi su minore, 8 anni e 8 mesi all'ex assessore Paolo Colianni, e poi il racconto sulle compagnie aeree siciliane fra flop e nuovi progetti, il sogno di Icaro, ne abbiamo parlato, ne abbiamo sentito parlare in questi giorni, con una possibile nuova compagnia vicino alle altre, quelle storiche che erano state in Sicilia, Aerolinee Siciliane appunto e Winjet. E poi c'è la guerra in Ucraina, ne parleremo molto fra poco quando andremo sulle pagine dei nazionali, con il gelo tra Mosca e Kiev, e non è certamente una novità in questo momento, con questa pace che sembra arrivare da un momento all'altro, invece non arriva mai nonostante le parole di Trump, ma ne parleremo fra poco. Ritorniamo alla pagina di Catania invece della
Sicilia, perché oltre la notizia su Sant'Agata 2026 che abbiamo già dato, ci sono anche le notizie sui mercatini con il buon artigianato e le cineserie, ci sono le eccellenze, ma non tutto funziona per il verso giusto, con Trantino che annuncia dei cambiamenti in tal senso. Il sindaco ammette il mezzo flop, mai più un'organizzazione così, per cui chiaramente si proverà per l'anno prossimo a cambiare in questo senso. Giornale di Sicilia che apre, come abbiamo visto, quasi tutti i quotidiani, anzi tutti i quotidiani regionali, con la notizia di Cuffaro agli arresti, niente associazione a delinquere nell'inchiesta su appalti e sanità, domiciliari solo per 3 dei 17 indagati. Poi ci sono le irregolarità nella gestione dei traghetti, come abbiamo visto, le misure del GIP contro 7 dirigenti della Liberty, e le feste a Palermo senza turni per l'acqua, finalmente diranno i palermitani, le limitazioni sospese dal 22 al 27 di dicembre e dal 31 dicembre al 6 di gennaio. Questi i temi che troviamo sul giornale di Sicilia. Vi facciamo vedere anche una pagina interna di Gazzetta del Sud, intesa bipartisan per i PIP, questo è il titolo. Moody's che premia la Regione. La manovra in Commissione Bilancio, il governo dovrà trovare i fondi per aumentare gli stipendi degli ex precari, pioggia di emendamenti e l'opposizione lascia i lavori. ANCI e Lega Ambiente chiedono di aumentare il plafond per le demolizioni. Ricordiamo che la manovra è un tema determinante ovviamente per la Sicilia, statuto speciale, e anche per l'Italia. Ci si andrà con gli emendamenti, abbiamo visto, a livello regionale ma anche a livello nazionale nei prossimi giorni. Andiamo per chiudere ancora sulla questione politica siciliana legata alle inchieste, come abbiamo visto nel caso di Cuffaro. Qui siamo invece su Repubblica Palermo con le parole di Galvagno, che dice l'inchiesta, io non ho avuto vantaggi, la legislatura va avanti. Che cosa dice Galvagno? Vedremo quante indagini giungeranno a conclusione in sanità, giusto mutare il metodo di scelta. Siamo a 2 anni dal voto, servono nuovi innesti nella coalizione. Sulla manovra non escludo inciampi della manovra, abbiamo parlato poco fa e ripetiamo, è il mese determinante in tal senso. Grazie Marco, fra poco torniamo da te per leggere i quotidiani nazionali, ma intanto diamo uno sguardo alla situazione traffico questa mattina, andando subito con le nostre immagini su via Vincenzo Giuffrida, dove la situazione è piuttosto tranquilla, con vedete le auto che sono ferme in questo momento ai semafori. Da via Vincenzo Giuffrida invece andiamo alla Tondo Gioieni. Anche qui la situazione sembra relativamente tranquilla, non ci sono code, non ci sono situazioni difficili dal punto di vista della viabilità. Un altro tratto della stessa circonvallazione, ma la parte bassa di via Lodorico da Pordenone, è quello che adesso vi mostriamo, dove possiamo effettivamente confermare che la situazione viabilità stamattina, almeno nelle 2 arterie che stiamo vedendo noi, via Vincenzo Giuffrida e via Lodorico da Pordenone, è abbastanza tranquilla, non ci sono assolutamente file. Andiamo adesso invece a vedere l'Etna, che sì, a parte qualche nuvola attorno, comunque e qualche sbuffo, come possiamo vedere anche in questo momento, vedete, un po' dietro rispetto al primo, diciamo alla prima vetta, ce n'è un'altra un pochettino più indietro, c'è del fumo un po' più nero, e da lì con ogni probabilità in questo momento c'è una leggera emissione, ma niente di preoccupante, chiaramente di gas, con mista anche evidentemente a un po' di cenere vulcanica, almeno per il momento. Poi magari cercheremo di verificare che cosa sta succedendo proprio sulla sommità dell'Etna. Vediamo l'Etna anche da Taormina, e qui la vediamo un po' meno perché le nuvole sono sicuramente molto più numerose. Vedete il golfo di Taormina e l'Etna che invece è chiusa assolutamente dal cielo nuvoloso. Ci fermiamo almeno per il momento, qualche momento di sosta, e poi riprenderemo la lettura dei quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli.
Allora, torniamo di nuovo ai quotidiani, stavolta quelli nazionali. Marco Carli. Facciamo un po' il punto di quello che troviamo, perché sulle prime pagine dei quotidiani nazionali c'è soprattutto la situazione in Ucraina, risolta, è il caso di dire col dubbio, quello che è successo in Medio Oriente. Adesso ci si concentra sulla situazione nell'Oriente europeo, ma non è una situazione chiara e limpida, perché arrivano le parole incoraggianti da parte di Trump, che dice che Putin vuole la pace, ma in realtà la situazione è sempre contesa e in difficoltà, tanto è vero che Zelensky si appoggia alla NATO e all'Unione Europea, e vedremo dei blocchi che NATO e Unione Europea stanno individuando per la Russia. Per quanto riguarda l'economia invece c'è una notizia positiva per l'Italia, perché lo spread scende ad un livello che non si era mai registrato fino dal 2009 in poi. Un'altra notizia positiva che arriva dopo quella legata all'occupazione, per cui cresce l'Italia in questo senso. E poi ci sono i saluti a Nicola Pietrangeli, grande tennista nella storia italiana. Andiamo sul Corriere della Sera per farvi vedere il titolo del Corriere, appunto. Vi dicevo di questo muro anti-Putin da parte della NATO e dell'Unione Europea. La linea di Rutte, senza intese, avanti con forniture militari e sanzioni. Rutte, stiamo parlando sponda NATO. E poi Bruxelles approva lo stop al gas dello zar. Sono i due punti determinanti su cui si appoggia l'Ucraina. Meloni, armi a Kiev, il decreto entro fine anno. Ci sono delle contestazioni in questo senso, ovviamente a livello politico italiano, mentre è saltato l'incontro fra Zelensky e Witkoff, che è l'emissario, diciamo, degli Stati Uniti, e che ha già parlato invece con Putin. Gli altri titoli ve li faccio vedere. Vi dicevo appunto lo spread che scende sotto quota 70, mai così dal 2009, è un dato certamente incoraggiante per quanto riguarda l'economia italiana. E poi l'ultima volta di Pietrangeli, addio sul campo da tennis, la Camera Ardente, lo ricordiamo, nel suo campo al Foro Italico a Roma. C'era anche il principe Alberto di Monaco e poi Panatta, che vediamo nella foto, per il saluto sulle note di My Way, canzone che ricordiamo e che tanti ricordano e che ha ripercorso in pratica la vita di questo grande tennista. Vi dicevo che il tema determinante è quello legato appunto a Russia e Ucraina, ma soprattutto a ciò che stanno decidendo di fare NATO e Unione Europea. Per quanto riguarda la NATO abbiamo visto, sull'Unione Europea è il titolo che troviamo su Repubblica, stop al gas russo, dal 2027 sarà così, e salta l'incontro di Zelensky con Witkoff, mossa di von der Leyen anche sugli asset, Meloni che parla di un decreto per Kiev, non scontato, dice Salvini, duello intanto sul MES con Tajani, ma diventa determinante questo incrocio, perché se da un lato, come abbiamo detto, gli Stati Uniti sembrano essere vicini alla Russia, nel senso che Trump proprio poche ore fa ha detto in un incontro nella Sala Ovale Putin vuole la pace, dall'altro lato c'è la NATO che si interroga e c'è l'Unione Europea soprattutto che continua a manifestare la volontà di aiutare l'Ucraina. Per capire questo andiamo anche sulla pagina del Giorno con il titolo che è questo: confermati gli aiuti a Kiev, Meloni decreto entro l'anno. La Premier, dopo le frasi di Capodragone della NATO che hanno creato non poche difficoltà, misurare le parole, invio di armi, la Lega frena, negoziati stallo, gli inviati degli Stati Uniti non si fermano da Zelensky, inchiesta dell'Unione Europea. Intanto questa è un'altra notizia importante di ieri con il rilascio della Mogherini. Vi faccio vedere poi sul Giorno questo spirito olimpico, ricordiamo, Giorno quotidiano milanese importante. Fra 2 mesi ci saranno le Olimpiadi italiane di Milano Cortina, per cui è un tema che diventa determinante in un quotidiano anche di natura regionale come può essere il Giorno. Sulle trattative, ritorniamo sulle trattative Ucraina-Russia. Qualcuno pensa a un flop da parte di Trump, nonostante le parole del Presidente. Lo troviamo su Domani perché
questo è il tema. Il nuovo flop di Trump. La Casa Bianca mette all'indice i media sgraditi dal New York Times, non stiamo parlando di media di poco conto, e la CBS, e poi però i negoziati con Putin sono all'anno zero, secondo Domani. Fallito l'incontro tra lo zar e Witkoff, salta il vertice con Zelensky, nonostante appunto le parole di Trump. Questo è il caso legato appunto ai negoziati. Ma qual è la situazione in Ucraina in questo momento? Lo troviamo il tema sul manifesto, perché appunto ora si parla di prospettive di pace, ma ricordiamo che si viene da anni di guerra, di una guerra che continua fra parentesi, e dunque il manifesto ha organizzato un reportage nella terra di nessuno del Donbass, questa regione che abbiamo imparato ormai a conoscere da 4 anni a questa parte, dietro l'ultima fortezza dell'Ucraina, sempre più in crisi, sempre più in difficoltà. Intanto però appunto nel vertice a Mosca pochi progressi, salta l'incontro fra Witkoff e Zelensky. Il punto finale della situazione lo fa il riformista, perché appunto l'abbiamo detto, stiamo parlando di anni in cui si discute sempre di questa possibilità di arrivare alla pace, e allora il riformista titola così: Never Ending Story, la storia infinita, la guerra russo-ucraina continua e intanto l'Unione Europea alza la voce e taglia il gas, e a Roma si prepara, ecco qua un po' il tema che ritorna, il dragone, perché sembra un cane dalla faccia, però il dragone di Never Ending Story si chiamava Atreyu, e allora a Roma si prepara la grande saga della politica di Atreyu, ricordiamo la giornata più importante per Fratelli d'Italia. Questo è il tema che ritroviamo appunto, che abbiamo fatto un po' il quadro della situazione russo-ucraina. Andiamo invece alla situazione economica, perché nella situazione economica dobbiamo dare un giusto riconoscimento a quello che sta facendo l'Italia in questo senso, e lo fanno alcuni quotidiani. Ad esempio il Messaggero titola, invece di titolare sull'Ucraina, titola proprio su questa notizia: spread mai così basso dal 2009, per la prima volta sotto i 70 punti, i titoli sovrani italiani sono gli unici nell'Eurozona a registrare una flessione nell'anno, effetto di domanda record e ben 7 promozioni sul rating, per cui questo è un tema che chiaramente resta determinante per quanto riguarda la nostra economia, anche in un momento in cui, lo ricordiamo, siamo in fase di approvazione della manovra, non solo qui in Sicilia ma anche a livello nazionale. Ovviamente si occupano di questa notizia anche i quotidiani di economia, ad esempio Milano e Finanza apre appunto con la notizia dello spread, anche in questo caso lo spread scende sotto 70, Italia sempre più apprezzata sui mercati. Era da tempo che non leggevamo queste parole dell'apprezzamento legato all'Italia, erano notizie di solito di tenore completamente opposto. Il rendimento del decennale ripiega al 3,44%, borse europee deboli per il calo di posti di lavoro negli Stati Uniti, il Bitcoin intanto risale a $93.000. Questo su Milano e Finanza. Su Milano Finanza. A proposito di finanza, vi faccio vedere invece la verità, perché si parla di una questione che è legata molto anche alle tasche degli italiani, e non solo macroeconomia, come appunto nel caso dello spread. A parte la battaglia sulle nostre riserve, troviamo sulla verità l'Europa che vuole l'oro degli italiani, però c'è questa notizia che vi facciamo leggere prima di restituire la linea ad Angelo per proseguire con gli ospiti. Il prezzo del gas che cala del 13% grazie ai colloqui di pace. Ma avete visto questo calo nelle bollette? Non credo. La spiegazione ce la dà anche in questo senso la verità. Il Green affossa la bolletta, quotazioni abbattute in pieno inverno da quando le trattative si sono fatte serie. Per colpa di Ursula e C non ne beneficiamo, per cui il prezzo del gas cala, il ribasso coincide con l'annuncio del piano di pace, l'energia resta però cara a causa del costo della CO2, per cui chiaramente resta un tema questo che fa preoccupare gli italiani per quanto riguarda i costi. Ce ne siamo resi conto tutti dei costi del gas che sono aumentati drasticamente.
Grazie Marco per le notizie che ci hai regalato dalle pagine dei quotidiani, prima regionali e poi adesso quelli nazionali. Noi ci fermiamo perché abbiamo una breve sosta da osservare e poi, primo ospite della giornata, parleremo della qualità della vita e cercheremo di capire se effettivamente questi parametri poi rispondono in maniera concreta a quella che è effettivamente poi la vita reale. Ma ne parleremo con una docente universitaria, tutto questo fra pochissimo. Eccoci, torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come annunciato, il primo momento di questa nostra mattinata è dedicata alla qualità della vita. Cercheremo di capire se effettivamente i parametri che vengono poi utilizzati in questa ricerca del Sole 24 Ore che viene pubblicata ogni anno corrispondono poi a fatti concreti nella vita. Buongiorno. Buongiorno. Per essere con noi alla professoressa Elita Schillaci, che è docente di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Catania. Allora, quello che viene subito all'occhio guardando la classifica è che tutte le città del meridione stanno nella parte bassa della classifica. Sì. Perché succede questo? Io direi che prima di dare una risposta complessiva bisognerebbe capire un po' meglio come è costruita questa classifica. È una classifica particolare che tiene conto di determinati parametri che non sono poi forse quelli reali che dovremmo utilizzare oggi. Allora, nella realtà, io vivo nella realtà perché, come lei, perché vedo centinaia di giovani al giorno, parlo con le imprese fino a ieri mattina, nella realtà stanno succedendo delle cose. I giovani si stancano per esempio di questa narrativa che li porta a Milano per poi cercare il lavoro solo lì, anzi molti ragazzi stanno ritornando. Alcune imprese, ieri ne parlavamo appunto alle Village, dove alcune start-up milanesi o piuttosto bolognesi di Firenze, di Roma hanno deciso di insediarsi anche nel nostro contesto, quindi diciamo che professori che insegnano a Milano ma anche a Catania mi dicono ma qua da voi si sta molto meglio. E però le classifiche non rendono giustizia a questo sentimento comune. Prima di tutto perché evidentemente stanno cambiando delle cose e forse questo tipo di classifiche sono costruite sulla base di parametri ormai obsoleti, vecchi. Forse bisognerebbe misurare altro o comunque dare più peso ad altro, a quello che per esempio, lo ricordavo prima, stanno cercando le nuove generazioni, no? La qualità in generale delle relazioni sociali, il luogo dove ti trovi, la bellezza del territorio, piuttosto che una vita pensata dalle 8 del mattino fino alle 11 sera solo a lavorare. No? Ci sono fenomeni molto nuovi che stanno verificandosi sotto gli occhi di tutti, per esempio lo dico solamente, si chiama il job quitting, cioè i ragazzi passano da un lavoro all'altro, mentre invece per noi di una generazione, di più generazioni precedenti, dovevamo stare sempre. Quindi dobbiamo fotografare il cambiamento in modo coerente con quello che sta succedendo e quindi avere una metrica, come dico io, una misurazione più reale. Quindi questo è il primo tema. Professoressa, questi 90 indicatori che abbracciano, quelli in questo momento attuali, abbracciano sei aree, sì, macro aree, sì, per cui poi quello che succede si riflette sui risultati, è inevitabile. Ma ci sono delle cose un po' strane, sono anche in alcuni casi delle contraddizioni. Me ne viene una in mente perché leggendo, cioè su Siracusa, perché risulta la migliore per scarsa mortalità delle imprese, ma la peggiore per i fallimenti. Non è un dato in contraddizione, sì, questo? Ci sono dei dati in contraddizione, ma bisognerebbe entrare. Ecco, quello che lei sta citando è uno dei tanti, bisognerebbe entrare poi nello specifico dei dati. Questo per esempio è uno dei temi, ma sempre Siracusa stessa, per esempio, risulta molto penalizzata, ovviamente, secondo tutti, sotto il profilo della cultura, perché sembra nell'ambito del gruppo degli indicatori della cultura pesare di più, per esempio, la palestra o lo sport e il benessere che vedono, per esempio, Bolzano o Trento tra le prime, piuttosto che il patrimonio museale di cui Siracusa, chiaramente, per il quale Siracusa è ampiamente riconosciuta. Eppure, anche nella cultura, Siracusa ha uno degli ultimi posti e vengono da tutto il mondo. Quindi, come dire, i paradossi sono... C'è qualcosa che non va. E volevo anche, se posso, certo, qualche paradosso sotto gli occhi di tutti, ma sotto gli occhi anche degli stessi milanesi. Per esempio, parliamo di Milano. Milano, lo sappiamo, spunta al primo posto per i parametri che hanno a che fare con la ricchezza e il consumo.
Allora, prima cosa da dire è che ormai questi parametri che pongono il PIL, la ricchezza come primo elemento, diciamo, sono tra noi studiosi già discussi da tempo, contestati da tempo, c'è qualcos'altro che noi misuriamo. E comunque, anche ammesso che questo fosse il primo tema, quello della ricchezza, Milano, che comunque in questa classifica complessiva si trova al 4° posto, se da un lato è al primo posto per ricchezza e consumi dall'altro, è all'ultimo posto per uguaglianza e sicurezza. Quindi nella vita di una persona vale di più la ricchezza o vale di più la sicurezza, l'equità, eccetera? E poi nelle vite di quali persone? Forse stiamo misurando la qualità della vita solo di un gruppo di persone e quindi, non complessivamente. Insomma, bisognerebbe spalmare e cambiare un pochettino i parametri. Ma un'altra cosa che mi incuriosisce, parlo di Ragusa. Ragusa è la migliore delle siciliane, però è 82esimo su 107. Quindi è sempre un dato negativo, molto negativo. È un'altra cosa strana, perché Siracusa risulta essere tra le città più soleggiate in assoluto e si colloca al 76esimo posto proprio per questo tema, mentre Trento è 67esimo. In base a cosa? Non dico che magari per il clima, ci saranno stati 10 giorni di sole in più, 10 giorni di sole in meno, questo non riusciamo a capire, però è chiaro, è noto che il clima, diciamo, nostro mediterraneo non è quello che c'è a Trento, dove magari arriva arriva questo vento freddissimo e magari le giornate sono meno soleggiate. Quindi come fanno a stabilire se c'è più sole o meno sole nella città? Intanto il vero tema è quello che ha detto lei, ci sono delle cose molto strane. Ecco, noi siamo abituati a dare cioè siamo assuefatti al fatto che siamo gli ultimi e non ci poniamo, vabbè, siamo gli ultimi. Però intanto già in questa classifica secondo me bisogna metterci il naso dentro e poi capire come mai siamo arrivati gli ultimi, se poi invece ci sono tante cose, ma per esempio il clima, in cui non si capisce perché anche nel clima siamo penalizzati. Quindi bisognerebbe entrare un po' più nel merito e poi soprattutto bisogna capire a che cosa è stato dato più peso e che cosa a che cosa noi oggi invece dovremmo dare più peso, perché lo ricordiamo e lo dico, noi stiamo vivendo un momento particolarissimo, molto complesso, pieno di tante tensioni, di rischi e chiaramente gli umori, i valori delle persone stanno cambiando, quindi bisogna che noi ci modifichiamo e che cerchiamo di cogliere tutto questo. Per esempio il tema delle diseguaglianze, Milano risulta al primo posto per diseguaglianze, c'è una bellissima mostra alla Triennale di Milano, bellissima, si chiama Inequalities, diseguaglianze. Ecco, e allora questo tema, che è il tema delle diseguaglianze, che è scoppiato per esempio con la simmetria della ricchezza, poca ricchezza concentrata nelle mani di pochi, poi la mancanza di accesso abitativo, veramente una qualità della vita scadente per tantissime persone. E allora sono interrogativi forti, sono interrogativi importanti che noi chiaramente come studiosi, io poi ho questa fissazione, 20 anni fa creai Mezzogiorni Diversi, un osservatorio, cioè dobbiamo guardare con occhi diversi e dobbiamo raccontarci con occhi diversi, non dobbiamo assuefarci. Parliamo anche di Catania, perché Catania non sta messa benissimo, no. Ma l'indicatore sintetico sulla qualità delle amministrazioni locali, cosa significa? Cioè alla fine, voglio dire, è la provincia, non è soltanto la città di Catania, ma l'intera provincia devono avere delle amministrazioni capaci in grado? Sì. Sappiamo che in provincia di Catania ci sono anche delle eccellenze in alcune amministrazioni. Ecco, lo dicevo prima, noi con gli occhi reali lo guardiamo e i racconti devono essere corrispondenti anche allo sforzo che stanno facendo le amministrazioni. E siccome l'economia e comunque la società è basata su un elemento intangibile importantissimo, che è il concetto di fiducia, che è un elemento prezioso, se noi cominciamo con questa narrazione che spesso potrebbe essere coerente, ma altre volte invece non rende giustizia degli sforzi che si stanno facendo, e dico indipendentemente dal colore, eccetera, ma degli sforzi
che in tutta l'Italia in qualche modo stanno facendo. E chiaramente parliamo per esempio della salute, no? Della sanità, che è un tema anche questo che mi sta particolarmente a cuore. La salute, noi diciamo, beh, le regioni del sud sono penalizzate, c'è questa emigrazione, ma se andiamo a vedere poi puntualmente i valori sulla salute, vediamo che città come Catania, ma anche come città come Palermo, hanno una bassissima migrazione sanitaria, cioè la gente preferisce rimanere, non si muove, mentre invece città come Trento hanno un'altissima migrazione sanitaria, cioè, quindi che poi risulta al primo posto nella classifica, appunto Trento, Bolzano sono ai primi posti, quindi la salute non è un bene così importante. E poi soprattutto vogliamo raccontare la salute in modo diverso, anche questo, e dirci che qui ci sono tante strutture che fanno buona salute? Allora, chiudiamo perché i nostri 10 minuti sono volati praticamente, però possiamo dire senz'altro che è un punto di partenza questa classifica del Sole 24 Ore con questi 90 indicatori che sono divisi in macro aree, però probabilmente servirebbe per i prossimi anni, certo non si potrà fare già l'anno prossimo, che si possano inserire altri parametri che sono sicuramente più attuali e che rendono meglio la realtà che stiamo vivendo. Noi abbiamo fatto un nuovo sforzo nell'Università di Catania con delle aziende del territorio, siamo stati anche finanziati al PNRR con un concetto nuovo che si chiama pienezza della vita. Abbiamo raccontato non più qualità della vita, ma pienezza della vita personale, pienezza della vita sociale e pienezza della vita professionale, e ci siamo sforzati di mettere degli indicatori più coerenti, quindi stiamo cercando di cambiare il paradigma, però abbiamo bisogno di smuovere le persone da questo percorso di assuefazione che ormai non è più reale. E allora magari speriamo che si possano utilizzare questi nuovi parametri della pienezza della vita invece della qualità della vita. E chissà, magari si possono fondere. Sì, lo facciamo, noi prendiamo i dati di Istat come fanno loro, prendiamo molti dati anche dal Sole, però cerchiamo di guardare con un occhio nuovo, cerchiamo di proporre un paradigma più coerente con quello che sta accadendo. Grazie alla professoressa Rita Schillaci, che ricordiamo è docente di economia e gestione delle imprese all'Università di Catania. Fra poco parleremo d'altro, lo faremo assieme al direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Sanzio. Parleremo di dono, il valore del dono. Tutto questo fra pochissimo. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, un giovedì piuttosto dinamico sul nostro territorio con fenomeni a carattere sparso, ma non mancheranno anche delle pause asciutte e parzialmente assolate. Dunque in Sicilia la situazione sarà piuttosto variabile, a tratti anche instabile, con fenomeni che tenderanno ad estendersi da ovest gradualmente verso est. Anche qui comunque sarà una giornata dove il sole in qualche modo si farà vedere. Attenzione però ai venti, questi soffieranno sostenuti specie sulle zone costiere con mari mossi o localmente anche molto mossi. Le temperature massime più elevate si registreranno sulle zone costiere con picchi fino ai 20-21 gradi. Medesima situazione per la giornata di venerdì, contesto molto variabile con rovesci di pioggia a carattere sparso e con parziali aperture del cielo nell'arco della giornata. Valori massimi diurni che non subiranno particolari variazioni, localmente saranno in lieve flessione. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Allora, eccoci di nuovo insieme, come annunciato adesso parliamo del valore del dono. Buongiorno, grazie a Giuseppe Laganga Senzio, che è il direttore generale dell'ASP di Catania, perché donare è importantissimo, perché la donazione, che è un gesto che non costa nulla, poi diventa qualcosa di concreto veramente. Certo, la donazione è un gesto che non costa nulla, è un gesto di cuore, dove noi come ASP stiamo facendo tanto, stiamo cercando di sensibilizzare tutti, la popolazione, perché lo riteniamo un qualcosa ovviamente di importante, perché un gesto semplice come può essere quello di donare il sangue o ancora di più quello di donare degli organi dà sicuramente la possibilità a qualcun altro che sta in condizioni peggiori di sopravvivere, di farcela, e quindi su questo vogliamo puntare. Alcune volte si ritiene che questo possa essere veramente un gesto così semplice, ma diventa completamente complesso nel riuscire ad andare in profondità sulla popolazione, sui donatori. Ma perché c'è questa resistenza? Allora, io riteniamo che
bisogna separare un po' gli ambiti. Quando parliamo di donazione di sangue o di emocomponenti, il tema è legato un po' a dare ovviamente questa informazione e mettere nelle condizioni ovviamente le persone, la popolazione, di poter adempiere a questo gesto di grande sensibilità nel modo più agevole possibile. Quindi quello che facciamo non è solo sensibilizzazione, ma è anche quello di andare incontro alle esigenze delle persone, quindi anche per esempio attraverso le associazioni di volontariato, con le autoemoteche, attraverso delle giornate che dedichiamo alla donazione del sangue, dove applichiamo quel principio di prossimità, cioè andiamo noi verso la popolazione, verso i comuni, a sensibilizzare e a fare capire quanto possa essere importante un gesto d'amore. Il tema invece sulla donazione degli organi è un po' più complesso, perché riteniamo che ovviamente manchi o non siamo stati ancora in grado di andare in profondità sulle informazioni, a far capire quello che effettivamente è il processo. Alcune volte il tema è il non prendere atto, il non accettare che un soggetto che ha avuto la cosiddetta morte cerebrale possa assolutamente essere nella disponibilità di donare gli organi, perché abbiamo un problema culturale, un retaggio culturale che è quello della concezione della morte. Cioè per noi ritenere che il nostro caro, il nostro congiunto possa essere, tra virgolette, spossessato un po' di organi che possono servire a dare la vita agli altri, è ancora un concetto che non riesce ad entrare in profondità. Su questo dobbiamo lavorare molto, dobbiamo lavorare nel far comprendere a tutti, con un linguaggio semplice, con un linguaggio tecnico ma semplice, quello che è il processo e quello che è ovviamente la sicurezza della dichiarazione dello stato di morte. Senta, su questa scelta che è individuale ribadiamo che poi si trasforma in qualcosa di diverso, perché è individuale ma poi serve a tutta la collettività. Diventa collettiva, perché poi alla fine abbiamo delle evidenze di quello che può significare una scelta individuale, che poi diventa scelta individuale quando tu hai manifestato in vita la volontà di donare, e diventa una scelta di cuore degli altri quando devono assumersi una, tra virgolette, responsabilità nella donazione. Diventa un momento importante, perché poi avere l'evidenza che quegli organi siano stati donati, che siano arrivati ovviamente a persone che ne avevano bisogno e hanno potuto rinascere, perché di questo si tratta, di rinascere, ovviamente un senso di grande gratitudine. Riscontriamo anche nei familiari dei donatori, di chi ha donato, in un momento dopo, quando hanno maturato effettivamente l'idea, una grande soddisfazione. C'è un grande senso ovviamente di aver fatto qualcosa di bene, ed è lì che vogliamo assolutamente lavorare sulla sensibilizzazione, lavorare con tutti, a tutti i livelli, con le scuole, con l'università, con i comuni, con la Chiesa, che per noi rappresenta un luogo importante di sensibilizzazione, e lavorare anche su quello che è il tecnicismo. Ripeto, io sono sempre convinto di questo, cioè se le cose sono spiegate bene, con un linguaggio che arriva, tutti comprendiamo come funziona, come succede, qual è il processo, qual è il percorso, zero rischi, cioè sulla donazione del sangue, è un processo assolutamente ordinato e certo, quindi su questo ce la possiamo fare e possiamo raggiungere sicuramente l'obiettivo. Che poi non è soltanto la donazione del sangue, ma si può donare, che ne so, si possono donare le cellule cordonali, certo. Anche questo è un altro gesto importante. E in quest'ottica di diffusione, diciamo, di questo messaggio, c'è un incontro importante che nel pomeriggio di oggi alle 5:30 al Teatro Don Bosco di Catania. Sì, è una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo. La giornata di oggi, attraverso anche una rappresentazione teatrale che ha come tema quello dell'inclusione, perché il tema della donazione non è scollegato con l'inclusione, cioè è un unicum, è rivolto ai nostri dipendenti, è rivolto ai dipendenti dell'ASP, perché anche su questo riteniamo che la sensibilizzazione debba partire prima da quelli che sono gli addetti ai lavori. Cioè se gli operatori della sanità non comprendono appieno l'importanza della donazione a tutti i suoi livelli, cioè delle cellule staminali, di tutto quello che si può donare, oggi si può donare tanto, dalla donazione delle cornee, no? Che è un argomento importante, dove l'ASP di Catania a livello siciliano è la prima azienda sulla
sulla donazione delle cornee, sull'espianto delle cornee. Cioè, su questo, se non sensibilizziamo gli operatori della sanità dove lavoriamo, cioè non riusciamo poi ovviamente a trasmettere questo messaggio diciamo all'altra popolazione. Quindi questo incontro che facciamo assieme al prefetto e alla prefettura, dove abbiamo un obiettivo comune, stiamo realizzando delle progettualità comuni, che è la sensibilizzazione alla donazione a tutti i suoi livelli, è proprio a questo scopo: un momento di socialità, un momento di condivisione, un momento di sensibilizzazione. A seguito di questo incontro poi ci saranno delle giornate entro il mese di dicembre dove i nostri dipendenti, i dipendenti dell'ASP, gli operatori dell'ASP e i familiari avranno la possibilità di donare il sangue, di donare gli emocomponenti. Ma la vostra è un'attività a 360 gradi, perché vedo che ci sono anche delle rappresentazioni teatrali che offrite, mettete a disposizione, e c'è qualcosa di più, perché c'è questo progetto di integrazione tra sanitario e sociale. L'ASP di Catania porta delle attività di prevenzione proprio anche sulla violenza di genere. Sì, questo è anche, diciamo, un cambio un po' di prospettiva. Noi parliamo tanto ovviamente dell'integrazione socio-assistenziale, tra l'altro il DM77, che in questo momento è il decreto che deve applicare in pieno la territorialità, quindi questa forte integrazione tra l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale, poi materialmente si concretizza in quella che è la mission di un'azienda sanitaria provinciale. La concretizzazione ovviamente la fai se riesci a trovare una forte sinergia con le altre istituzioni. I temi della prevenzione, i temi ovviamente anche sociali sul contrasto sulla violenza sulle donne o sulla violenza in genere, perché ovviamente noi siamo orientati sulla violenza in genere, con particolare focus su quello sulle donne, parte da un'analisi interna molto forte all'interno dell'azienda, dove ci siamo interrogati e dove abbiamo provato e devo dire con molta determinazione a far comprendere che il comportarsi bene all'interno del proprio luogo di lavoro, dove vivi la maggior parte della giornata, è fondamentale, perché questo poi si traduce nel comportamento quotidiano di ogni giorno. Abbiamo pensato, e ringrazio tutti i partner, così mi piace chiamarli, delle istituzioni, la prefettura, l'università, l'ufficio scolastico, la MTS, che hanno voluto assieme concretizzare un atto, quindi piuttosto di essere frammentati e quindi andare a fare delle manifestazioni dovute, importanti, che pongono l'attenzione in una giornata particolare, che è quella della giornata internazionale sulla violenza sulle donne, 25 novembre, abbiamo voluto farlo assieme e non per ognuno la propria manifestazione, ma abbiamo creato un programma, cioè abbiamo messo assieme un programma rivolto alle università e delle scuole su 6 profili specifici di violenza, e racconteremo i risultati il prossimo anno in occasione della giornata del 25 novembre. Quindi 12 mesi di continuità. 12 mesi di continuità. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Ricordiamo il valore del dono, siamo qui stamattina per evidenziare proprio questo. Grazie al direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, magari ci rivediamo prima di Natale e saremo qui come sempre per dare spazio alle vostre iniziative. Breve sosta e poi parleremo di Natale, ecco perché c'è l'accostamento con le iniziative del Consiglio Comunale per la città di Catania. Allora, abbiamo detto che parliamo del Natale. Buongiorno a Sebastiano Anastasi. Buongiorno a voi tutti. Presidente del Consiglio Comunale di Catania. 2 giorni fa, se non dico male, è stato presentato il programma delle iniziative, diciamo così, per il prossimo Natale a Catania. È c'è veramente di tutto. Si dà attenzione al centro, ma anche alle periferie. Sì. Diciamo che noi, per implementare e completare le iniziative sicuramente di livello, di maggiore rilancio turistico e commerciale che l'amministrazione porrà in essere, in questi giorni ci sarà la presentazione, cerchiamo di illuminare, di porre l'attenzione in quello che magari può ovviamente non avere la giusta considerazione o il giusto momento, che è il lato dove la luce batte meno, le oscurità
tristi della nostra città, dove c'è bisogno di solidarietà, di aggregazione, dell'amico della porta accanto che ti sostiene. E in questo abbiamo, come ogni anno, ormai una tradizione sotto la mia presidenza, questo Natale, grazie alla generosità dei consiglieri comunali, ma soprattutto dei cittadini. Io tengo a precisare questo: noi veniamo cercati dai cittadini, dai club service, dalle associazioni che loro sponde, quindi è tutto a titolo gratuito, vogliono organizzare questi momenti di aggregazione. Quindi c'è questa compartecipazione col Consiglio Comunale e quest'anno abbiamo introdotto delle novità, cioè degli interventi in modo particolare, in modo tradizionale presso le periferie. Allora, noi abbiamo visto adesso le immagini dell'accensione dell'albero di qualche giorno fa, che apre ufficialmente, diciamo, le iniziative. Però andiamo più nel dettaglio, perché come sempre noi l'8 dicembre per l'Immacolata avete una festa che tra virgolette, si celebra nel quartiere Cibali. Sì, quest'anno c'è questa novità. Ma tutto nasce perché io leggevo da mesi una pagina Facebook, i cosiddetti ragazzi della Casba, che la Casba Cifalodo è un dedolo di Viuzze e di Cibali, che è rimasto immutato nel tempo, e sono organizzati in questa sorta di comitato civico spontaneo. Ci siamo incontrati sotto l'egida della parrocchia, che è una piccola parrocchia di periferia. Si è deciso di aprire l'Immacolata lunedì mattina con questa festa di quartiere. Quindi ci sarà il mercatino della parrocchia, l'inaugurazione di un presepe dentro lo storico lavatoio, ci sarà la banda musicale. E quindi è questo praticamente il momento di chiamare tutti a raccolta e tutti insieme, perché ognuno donerà qualcosa, gli abitanti, la parrocchia, le associazioni del quartiere. Il pomeriggio, sempre all'insegna della, perché dico identità e tradizione? Perché poi la storia di Cibali nel lavatoio c'è un momento storico della città di Catania, quando il vescovo Bonadies, il vescovato, donò le acque durante l'eruzione del 669 al Senato catanese. Pomeriggio andiamo a nord, andiamo a Sannullo, dove ancora ci sono delle icone, degli altarini votivi che gli abitanti stanno spontaneamente addobbando, e porteremo gli zambognari per passare un pomeriggio e poi concludere nella parrocchia, dove c'è anche lì l'inaugurazione di un presepe. Avete pensato anche per il giorno di Santa Lucia una Catania di notte? Sì, questa è iniziativa della 7ª commissione consiliare del collega Giovanni Magni, proprio sta facendo questa Catania di notte, è un misto fra la cosiddetta notte bianca con le attività commerciali aperte e una notte della cultura. Ci saranno anche i musei aperti con un prezzo simbolico di €1, e quindi si cerca anche il giorno appunto di Santa Lucia, che è un giorno importante per i catanesi, di riavvivare anche il tessuto del centro, cioè non solo praticamente le periferie, ma anche il centro. Cerchiamo di abbracciare tutto. Il 17 dicembre, voi pensate, non solo il 17 dicembre, ma pensate ha detto prima, solidarietà, aggregazione, pensate anche ai più piccoli, che sono i più fragili, anche i bisognosi, donando un sorriso, e lo fate in una struttura, purtroppo ahimè, dove si va quando si sta male. Guardi, è un'iniziativa che è nata l'anno scorso e quest'anno è stata riprodotta. Doniamo un sorriso. L'iniziativa parte dal collega Maurizio Zarbo, che coinvolge i consiglieri, faremo noi gli animatori, ci vestiremo chi come me con un fisico corpulento da Babbo Natale, chi più esile da elfo insieme alle colleghe, e andremo a consegnare giochi e a fare un po' di compagnia e di animazione per i bambini, ma per le famiglie. È un momento molto toccante, ma allo stesso tempo per i bambini pensiamo durante il calendario anche a Villa Fazio e al Librino, un altro intervento in periferia, e più avanti diversi pranzi di solidarietà, perché tramite l'unità di strada a cui ci affidiamo chiederemo di accogliere i nostri fratelli più svantaggiati e portarli in determinati momenti che stiamo realizzando grazie all'Associazione Servire la Vita e il Lions Club. Sempre a proposito di collaborazione con le associazioni, ai bimbi, ai ragazzini che hanno maggiore necessità, più bisogno, avete pensato di donare loro un paio di occhiali che sembrano una sciocchezza, però sono importanti. Ahimè, oggi a Catania, in Sicilia, non è più una sciocchezza. Credo che avete parlato di statistiche del Sole 24 Ore che magari non sempre corrispondono, ma il Consiglio Comunale, che rappresenta nell'interezza la città, perché rappresenta chi ha vinto e chi ha perso le elezioni, ha un termometro vivo, e le sacche di povertà, che non sono solo quelle
sociali ed economiche ovviamente sono tantissime, e questo ci pensa il Kivanis. Il Kivanis ha avuto questa iniziativa in collaborazione con Luxottica e i ragazzi dell'Enrico Fermi, che le realizzeranno loro, e poi in aula consigliare verranno donati questi occhiali. Non è finita, perché ci sono tantissime altre iniziative, è lunghissimo l'elenco, però vorrei sottolineare il 18 di dicembre, che è il pranzo di solidarietà alla Corte Mariella Lo Giudice. Eh sì, il palazzo è ancora in restauro, se non l'avremmo fatto lì. Faremo degli inviti, come per Sant'Agata invitiamo i cittadini, gli amici a godere i fuochi della sera al 3 dal palazzo con un invito, tradizione che fa appunto praticamente il sindaco. Noi inviteremo i clochard, inviteremo chi è in difficoltà attraverso l'unità di strada, nostri ospiti grazie al Lions Club presso praticamente il Palazzo della Cultura. Ma non solo. C'è anche un altro pranzo di solidarietà presso il dormitorio. Catania ha un dormitorio con gestione privata, ma ha un dormitorio, e lì organizzeremo con l'Associazione per Servire la Vita non solo il pranzo a mezzogiorno, ma prima degli screening sanitari gratuiti. Voi immaginate chi vive in strada se la sua priorità è quella di controllarsi. Già non lo fanno tanti cittadini che non vivono in strada per difficoltà economiche, immaginiamo in questo caso. Quindi aggregazione, solidarietà, tradizione. È un momento di serenità, perché poi la cosa bella è che in questi momenti tutti cerchiamo di portare serenità, ci sediamo accanto a loro, li serviamo e li ascoltiamo, perché l'ascolto forse è la cosa più importante che bisogna fare in questi momenti, per capire, comprendere e aiutare. Abbiamo cercato di ripercorrere tutto quello che è il programma, ma ce ne sono altre di iniziative che non abbiamo avuto il tempo di evidenziare. C'è la conclusione, l'Epifania, per l'Epifania. Per l'Epifania chiaramente. Sempre per i bambini a Palazzo della Cultura, sempre con i Lions. E quindi insomma ritorna questo concetto di collaborazione con le associazioni, con diciamo, tutto quello che è il movimento anche di volontariato che agisce anche molte volte in silenzio. In città dando voce anche a chi non ha assolutamente voce per potersi fare sentire. Davvero tante le iniziative, buon lavoro al Consiglio Comunale come sempre. Stamattina abbiamo voluto parlare solo del Natale, poi in un'altra occasione parleremo delle attività del Consiglio che sono davvero impegnative. E altrettanto numerose, è un organo che per sua costituzione e vocazione non ha visibilità, e magari i catanesi conoscono poco, però vi posso assicurare che sta lavorando a ritmi serrati e pur nella diversità di vedute e nei nostri tanti limiti, con tanta ma tanta serietà e lealtà verso i catanesi. Grazie allora a Sebastiano Anastasi, grazie a voi. Presidente del Consiglio Comunale di Catania. Adesso è il momento di voltare pagina, perché adesso sì, eccolo là, lo vedo già collegato, è il momento di guardare le stelle con Marco Amato. Buongiorno Marco, stamattina sei in esterna, buongiorno e ben trovato a Buongiorno Sicilia. Esatto. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. E allora stamattina non c'è la tazzina di caffè, però, per ovvi motivi. No. C'è dell'altro però, volete vederlo? Magari ci proviamo. Oh, c'è una bella passeggiata con un cagnolino allora. Esattamente. Allora, cosa ci dicono le stelle oggi, Marco? Ci dicono che dobbiamo fare gli auguri per i suoi 90 anni al grande Woody Allen, che col suo impegno cinematografico è riuscito a stupirci tutti. Da bravo sagittario, sapendo incarnare, come il suo segno doppio vuole, sia un grande istinto, sia una discesa nell'infanzia. Ebbene, è proprio questo lo spirito che unisce il Sagittario: guarigione e assoluzione. E nel suo percorso interiore ha sicuramente dimostrato di essere viscerale. Auguri per i suoi splendidi 90 anni. Oggi è una giornata speciale a livello astrologico perché si compie la luna piena in Gemelli. È una luna uranizzata e quindi la parola alle stelle. Nel segno dei Gemelli, infatti, tutto diventa comunicazione. I segni d'aria in pole position e quindi
Quindi per Ariete è sicuramente una giornata tutta dedicata alla comunicazione e alle prese di posizione molto forti. Oggi sarete imperiosi e qualunque cosa direte cambierete le sorti di ciò di cui vi occupate. Toro, per voi invece è una luna che parla di fortuito caso per cui le cose potranno essere viste in una maniera diversa, in maniera inaspettata. Cogliete al volo l'occasione. Gemelli, oggi potete di tutto perché accadranno proprio quei cambiamenti che faranno di voi i protagonisti della giornata. Cancro, per voi oggi la luna è la vostra signora, si compie piena e potentissima e si unisce al pianeta della forza di decisione, per cui oggi è probabile che prenderete una decisione epocale che vi farà felici soprattutto in amore. Leone, per voi è ottima perché il lavoro di squadra oggi vi darà una grandissima soddisfazione. Vergine, un po' di tecnica per voi, un po' di applicazione pratica geniale e assolutamente con l'aiuto della scienza anche molto utile. Bilancia, per voi la giornata è una giornata di luna piena in trigono, per cui oggi la vostra personalità ricettiva ha assolutamente vittoria su tutto. Scorpione, è una luna molto distante, vi parla poco, ma è una luna che vi dà grande intuizione. Sagittario, per voi oggi è una luna d'opposizione e anche voi siete in qualche modo protagonisti di una giornata che vi rende più propensi ad ascoltare gli altri o l'altro. Capricorno, per voi è una luna abbastanza distante, per cui una luna che vi parla poco ma che non vi dispiace, proprio perché lascerà fare agli altri una serie di cose che oggi proprio vi annoiano. Acquario, è una luna fantasiosissima, è una luna di trigono che vi porta molto bene, soprattutto per i cambiamenti e le variazioni che genera. Oggi sorprese. Pesci, per voi è una luna importantissima perché parla proprio del superamento di un ostacolo e di alcune caratteristiche della vostra natura che finalmente cambiano in positivo. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia, da me e Nica. Grazie Marco, ci ritroviamo domani così faremo il punto sul fine settimana. Grazie, a domani, ciao Marco. Allora, vado da un altro Marco, vado da Marco Carli. Chiudiamo con lo sport stamattina? Chiudiamo con lo sport perché ci sono, Angelo, tante notizie che abbiamo sulle pagine dei quotidiani sportivi. Abbiamo scelto in questo caso la Gazzetta perché c'è chiaramente la Coppa Italia in primo piano. Ieri ci sono state 3 partite, l'Atalanta che ha eliminato il Genoa, l'Inter che con un gol fra gli altri di Pio Esposito ha battuto il Venezia 5-1 e il Napoli che invece è andato fino ai calci di rigore, ha segnato anche Milinkovic-Savic, uno dei vari rigori con il Cagliari, cioè il portiere del Napoli, e poi il Napoli è passato dopo 20 rigori ed è una notizia, ma perché c'era un largo turnover, però dobbiamo anche dire. Sì, è vero, Napoli, ma in tutte le squadre. Fra parentesi, il Napoli è squadra che negli ultimi anni non era mai riuscito ad arrivare ai quarti di finale, anche quando ha vinto gli scudetti come l'anno scorso, per cui è una notizia comunque importante. Il Milan oggi che scopre Yashari è stato un grande colpo dell'estate, ma che non si è mai visto per gli infortuni. Oggi c'è un Lazio-Milan importante negli ottavi di finale, mentre per quanto riguarda la Juve, che ha già passato il turno con l'Udinese, c'è l'operazione per Vlahovic e Gatti, esattamente, per cui un attaccante e un difensore che si fermano. Brutte notizie sicuramente per la Juve. Se abbiamo altro tempo, Angelo, ti faccio vedere anche ad esempio Tutto Sport, che parla per quanto riguarda la Juventus proprio di uno Spalletti in missione. Sono le parole di Chiellini. Luciano vive per la Juve, sta dando tutto se stesso per invertire è una missione la rotta. complicata, però è una missione complicata perché la Juve chiaramente è un po' in difficoltà, è un po' in difficoltà, e poi sempre la Juve, no? Si chiede sempre alla Juve di fare dei grandissimi risultati e non è sempre così. A questo punto, visto che mi stai facendo capire che il tempo c'è, ti faccio vedere anche Corriere dello Sport, così facciamo e poi mi fai vedere la pagina sul Catania, l'unplane ovviamente per una volta, per cui qui c'è questo Pio c'è, vabbè, che poi è il titolo su Pio Esposito, e Napoli ovunque elimina il Cagliari ai rigori e resta in corsa su 4 fronti. Sulla pagina del Catania invece abbiamo una notizia che siamo sulla Sicilia, ha fatto il giro del web
web ieri e dei social, perché c'è stato Fiorello che ha ricevuto la maglia del Catania dal responsabile della comunicazione del Catania, Pippo Sapienza. La maglia del Catania Fiorello, bellissima, dice Fiorello, l'incontro col dirigente della comunicazione, appunto, è l'omaggio nel backstage, la mia prima partita col papà al Cibali, ricorda, nel 1971 contro l'Inter, da lì nacquero le sue due grandi passioni calcistiche, appunto, che sono il Catania e l'Inter. Così abbiamo fatto un po' il quadro di tutto quello che troviamo di sportivo sui quotidiani oggi. Grazie Marco, ci fermiamo qui, abbiamo leggermente sforato, ma ne valeva la pena stamattina, mia. dai. Allora ci fermiamo qui, grazie a Marco Carli, domani torniamo puntuali come sempre alle 8 del mattino con Buongiorno Sicilia, vi lascio i programmi della rete, a tutti la buona giornata.